Ultimi istanti prima della sesta corsa, il centrale del pomeriggio dal punto di vista economico. Dal punto di vista tecnico molto interessante anche la prossima. Questo è un confronto per cavalli di 4 anni che non abbiano vinto 30.000 euro nella carriera. Ci sono diversi soggetti interessanti con le quote che vanno timidamente verso Giacinto SL, però anche Guantanamo Trio molto seguito, Girl on Fire, Rob Font e Giove dell'Est. 4 cavalli in 2 punti e quindi sicuramente corsa difficile da leggere. Gli altri, Gennaro Jet al rientro, piuttosto che Gimondi con il numero in corda. Macchina in movimento, quasi tutto pronto, allora per questa sesta dall'Arcoveggio, all'1 Gimondi Alberto Garruto, 2 Giove dell'Est Manuele Matteini, 3 Giacinto SL Alessandro Gocciadoro, 4 Guantanamo Trio Giuseppe De Filippis, 5 Goccia Azzurra KVP dell'Annunziata, 6 Gennaro Jet Marco Stefani, in seconda fila 7 Gwendalina Trio Andrea Farolfi, 8 Girl on Fire Obi Font Roberto Vecchione. Macchina che prende velocità e si prepara al lancio. Partiti. È veloce Guantanamo Trio che prova a scavalcare Giove dell'Est. All'imbocco della prima curva Giove dell'Est prova a difendere la posizione da Guantanamo Trio che insiste al suo esterno. Insiste Guantanamo ma Giove ha la curva a favore e rientra all'avversario che poi si arrende di galoppo. 200 iniziali, velocissimi. Numero 4, Guantanamo Trio, squalificato. E così Giove dell'Est al comando nei confronti di Giacinto SL. In terza posizione c'è Goccia Azzurra K che precede Gimondi. Gennaro Jet è rimasto allo scoperto dopo 400 metri iniziali passati in 28,9. Con Giove dell'Est che continua in vantaggio nei confronti di Giacinto SL. Gennaro Jet che avanza allo scoperto al completamento dei primi 600 metri di gara in 45,7. Si viene sotto alle tribune con Giove dell'Est che continua in vantaggio, alle sue spalle Giacinto SL, mentre avanza gradualmente Gennaro Jet allo scoperto portandosi in scia Girl on Fire Rob Font. Chiudono il gruppo Gimondi e Gwendalina Trio. 1,5, i primi 800 metri di corsa, Giove dell'Est si è potuto permettere un 32,6 di quarto intermedio e così Manuele Matteini continua a giocare con il cronometro, 1,17,1 il primo chilometro decisamente tranquillo. Alle sue spalle sempre Giacinto SL, mentre di fuori c'è Gennaro Jet, muove in terza ruota Gwendalina Trio che prova la sortita offensiva a 500 dal palo. 14,4 la retta di là, Giove dell'Est in vantaggio, Gennaro Jet che non demorde al suo esterno, poi Giacinto SL a contatto, così come Girl on Fire, Obifonte e Gwendalina Trio, ingresso dell'addirittura d'arrivo con situazione decisamente aperta, si difende Giove dell'Est da Gennaro Jet che insiste, open stretch per Giacinto SL, numero si 7, difende Giove, insiste Gennaro che non fa il largo, di centro Giacinto, Giove dell'Est e Gennaro Jet sul palo, Gennaro Jet probabilmente stampa Giove dell'Est 1,14,6 con 28,6 la chiusa. Gennaro Jet con coraggio e caparbietà, Marco Stefani per il training di Giuseppe Pistone e i colori degli allevamenti Toniatti, il percorso interamente scoperto del figlio di Marajà che proprio nei pressi del palo, Giustizia, Giove dell'Est aveva giostrato i parziali Emanuele Matteini, ma Gennaro Jet oggi al rientro era già nella versione giusta, gira di fuori e vince. Mentre per il terzo posto c'è foto millimetrica tra Girl on Fire, Obi Font al largo e Giacinto SL lungo la corda.